Andiamo rapidamente a vedere quelle che sono le formazioni che scenderanno in campo, partendo dai padroni di casa della Pirossigeno Cosenza, che portano solo Del Ferraro indistinta tra i pali. Torna titolare dunque il portiere romano. Lo Conte ha accusato un problema nella trasferta di Avellino e dunque quest'oggi non sarà a disposizione. Poi ci sono Adornato, Gabriel, Capitan Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipigno, Jefferson, Restaino, Pedrigno, neo acquisto, prima partita in maglia rossoblu, e Anderson Cabeza. Risponde invece la Fortitudo Pomezia di Gianfranco Angelini con Moliterno e Alessio Cattarelli come portieri, poi Daniele Cattarelli, Mentasti, Ruggero Lopez, Tiaghigno, Bueno, Michelangelo, Cutrupi, Cutrignelli, Raubo e Dudu Alano. Squadra al completo. Pallone fuori per Cabeza, controllo e destro, deviazione di Michelangelo, poi Cabeza, ancora Moliterno decisivo, vicino al gol la Pirossigeno Cosenza con il proprio pivot. Ancora Bueno, punta in banda Pedrigno e passa molto bene, Bueno! Recupera la posizione Pedrigno che trova la deviazione, corner a favore della Fortitudo, qui pericolosa con Bueno. Michelangelo va sul destro, passa su Pedrigno, trova però l'intervento di Del Ferraro, parte sulla parallela Bavaresco che viene servito. Sterzata, poi pallone per Rodrigo Trentin, suola per Gabriel, Moliterno con la figura, grande azione però qui della Pirossigeno Cosenza. Bavaresco in buca per Trentin, suolata per Gabriel, destro che trova, attento, l'ex portiere della nazionale, quindi è tornato Mateus in buca per Marchio, ancora chiusura attenta di Dudu Alano che poi scende in campo. Ruggero Lopez, la parata di Del Ferraro, determinante qui. Rinvio per la Pirossigeno Cosenza, pericolosa però qui la Fortitudo, lo rivediamo con Dudu Alano che ha servito Ruggero Lopez, il quale col mancino di prima è andato a calciare, trovando attento Del Ferraro. Così deve essere. Sicuramente tanto rispetto e tanta correttezza in campo quest'oggi. Cabeza a battere la punizione, cerca l'incrocio dei pali, pallone che termina alto. Moliterno non deve intervenire, rimetterà invece dal fondo a 18 secondi e mezzo spaccati dal termine della prima frazione. Finisce qui un bellissimo primo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia, due squadre tatticamente e tecnicamente perfette. Termina 0-0. Torniamo in diretta amici sportivi dal Pala Cosenza per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Fortitudo Pomezia, 0-0 il parziale. Vediamo rapidamente i quintetti di partenza: Del Ferraro, Bavaresco, Felipigno, Marchio e Cabeza da un lato, Moliterno che qui interviene su Cabeza, Dudu Alano, Michelangelo, Bueno e Ruggero Lopez dall'altra parte. Chiaramente come sempre non sono solo, bentornato anche a mister Giuseppe Alfarano. Grazie, ben nel trovato. frattempo Cabeza recupera, prova a saltare Moliterno, pallonetto, salva Michelangelo. Decisivo qui l'intervento del portoghese, a un passo dall'1-0 la Pirossigeno Cosenza dopo 28 secondi di ripresa. Non è finita, ancora Dudu Alano contro transizione, Bueno per Ruggero Lopez, il miracolo di Del Ferraro che salva ancora il rossoblu. Ruggero Lopez, pallone per Dudu, controllo e destro ancora Del Ferraro. Questo significa che per fare la Serie A ci vuole un roster importante, per fare la Serie A ci vuole un roster Pedrigno va da Trentin, converge e calcia, Moliterno a respingere col piede, non è finita, Jefferson chiuso la Mentasti, occhio alla controtransizione, Raubo pallone per Cutrupi, c'è Tiaghigno sul secondo palo, calcia Cutrupi, blocca Del Ferraro, non c'è un attimo di tregua, si gira molto bene e va da Pedrigno, elastico in conclusione, la parata di Moliterno. Gran giocata qui da parte di Pedro Guedes, a un passo dall'1-0, è il primo gol con la maglia rossa. Gesto tecnico davvero di livello. Prova a presentarsi così al pubblico di casa. Adesso Ruggero Lopez mantiene il pallone e calcia, sfera che è terminata sul fondo. Il quintetto diciamo ben studiato da parte di Angelini, anche collaudato. Sono tre giocatori che per caratteristiche sono bravi tutti e tre nell'uno contro uno. Michelangelo, gran conclusione al volo. Ce l'ha Michelangelo questa calciata, anche nel primo tempo c'è stata una situazione del genere, davvero palla pulita, palla calciata davvero bene. Bueno da Ruggero Lopez, Marchio su di lui, poi Dudu arriva e calcia, pallone che termina di poco alto, senza deviazione. Cerca di trovare Raubo. Bueno,
punta sull'out di destra, passa molto bene su Anderson Cabeza, che in questo momento è l'anello debole della retroguardia rosso-blu, e qui c'è una grandissima giocata da parte di Lorenzo Bueno, che porta in vantaggio la Fortitudo Pomezia, saltando prima Cabeza e poi Del Ferraro. Si sblocca il match con la giocata individuale di un grande giocatore. 1-0 a favore della Pirossigeno Cosenza, segna Bueno. Sì, è stata una giocata importante quella fatta da Bueno, un 1 contro 1, a superare il giocatore della Pirossigeno per poi affrontare Del Ferraro ed essere freddo e cinico. Per Bavaresco rotazione completa, poi Dudu recupero di Trentin al limite che calcia, deviazione di Mentasti con la mano secondo il direttore di gara, da capire se sarà punizione o rigore. Quinto fallo nel frattempo per la Fortitudo, chiaramente è rigore a favore della Pirossigeno Cosenza. Parte Anderson Cabeza sotto le gambe di Gattarelli, ha pareggiato la Pirossigeno Cosenza con il gol del proprio bomber, che si è preso la responsabilità, che si è caricato la squadra sulle spalle e che ha fatto 1-1 a 3 dalla sirena. Anderson Cabeza riporta tutto in parità. Pallone per Cabeza, 16 secondi, Bavaresco, Cabeza, blocco di Mateus su Mentasti, Cabeza serve a Jefferson, controlla e Mangino, la chiusura di Michelangelo in corner, 8 secondi al termine. Pallone fuori per Cabeza, destro, ribattuto di Mentasti, pallone che si avvia verso la porta, termina 1-1, un bellissimo match tra Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia al vantaggio di Bueno. Ha risposto Cabeza, ecco il discorso che facevamo prima, mister, probabilmente il risultato più giusto, ma che scontenta entrambi. Sì, per quello che riguarda la classifica, per quanto riguarda la classifica sicuramente sì, perché in qualche modo c'è una frenata da entrambe le squadre, però voglio dire, tutto sommato è stata una partita equilibrata. Io come ti ho detto già a fine primo tempo, proprio perché è stata una partita equilibrata, credo che sia il risultato più giusto, che di conseguenza probabilmente scontenta entrambe, ma non le taglia fuori da quello che è il loro obiettivo, il raggiungimento del loro obiettivo. Quindi Pomezia continuerà a lottare per questi playoff, per questo traguardo della Coppa Italia. Pirossigeno sa che comunque il campionato è lungo, che le partite sono diventate tutte delle finali e di conseguenza continuerà. È una striscia positiva che continua, comunque 2 vittorie ed un pareggio, si può preparare tranquillamente per andare ad affrontare l'84 in trasferta.